Proseguono i lavori di manutenzione e riqualificazione di alcune aree nel comune di Moneglia. In particolare hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della passeggiata bassa in località Sant'Elmo. Consistono sostanzialmente nel rifacimento della volta, del piccolo tunnel che c'è, della sostituzione della ringhiera e del rifacimento dell'illuminazione, per ridare una immagine davvero suggestiva a questo scorcio molto particolare del nostro territorio. Un altro lavoro che, come afferma il sindaco Magro, è in fase di consegna è quello relativo alla strada pedonale di Posato. Cioè la strada che dal centro, dalla località Camogellin, conduce verso Lemeglio, una strada pedonale molto trafficata, sulla quale è previsto un intervento di completamento e sostituzione della ringhiera e l'installazione di diversi punti luce a completamento di quelli già esistenti. Sempre nella zona di Lemeglio sono stati sospesi per qualche settimana, proprio in concomitanza del maggior traffico, i lavori di consolidamento della strada in corrispondenza del bivio con località Acquario, ma che riprenderanno e saranno completati nel mese di settembre. Per quanto riguarda invece la viabilità in generale, dopo gli interventi di messa in sicurezza della strada e delle gallerie avvenuti nelle settimane scorse, l'amministrazione ha affidato un incarico per uno studio di fattibilità finalizzato ad una maggiore sicurezza per una delle vie più importanti di Moneglia. L'obiettivo è quello di ripristinare il segnale di telefonia che era stato installato nei primi anni 2000 ma che era stato poi rotto sostanzialmente tranciato in diversi punti da alcuni incidenti, e poi anche fare un primo intervento per quello che riguarda l'evacuazione dei fumi sotto il profilo dell'antincendio. Questa è una strada per noi fondamentale, sulla quale abbiamo comunque una collaborazione con il comune di Sessi Levante e di Deiva, con i quali ovviamente siamo in contatto, ci siamo consultati, e questo studio di fattibilità è finalizzato proprio alla richiesta di contributo per l'effettuazione di questi lavori.